tutti ragazzi, oggi ci troviamo con il buon Riccardone qua, o meglio chiamato per gli amici Pico. Ci troviamo in via Zoruppi, che è una lunga strada sterrata che da Porcia ci collega fino a Budoia e Volcenigo. È un'ottima strada questa se si vuole raggiungere la Pedemontana in poco tempo, perché è bella scorrevole, zero traffico, è tutta sterrata e in più c'è questo bellissimo panorama stupendo. Oggi giornata veramente limpida, che dici? Bene, adesso proseguiamo il viaggio. Oggi siamo qua con la bicimuletto, che è ottima per affrontare questi percorsi molto scorrevoli e secchi. Devo dire che il temporale di ieri sera ha pulito un po' l'atmosfera. Se non sbaglio questo deve essere proprio il torrente Artugna. Devo dire che si è riempito molto, guardate lì, c'è l'acqua che va a sbattere proprio sul ponticello. Guarda qua, c'è anche una piccola spiaggetta volendo. Ci stiamo avvicinando alla montagna sempre di più. Ormai siamo alle basi della Pedemontana, ai piedi della Pedemontana. Una volta giunti in via Royale proseguiamo verso Santa Lucia di Budoia, in questo piccolo borgo ai piedi della Pedemontana, molto carino, molto tranquillo. Eccoci qua arrivati in piazza Budoia. Ecco il campanile. E allora, avuto che andiamo al Gorgazzo, andiamo a vedere un po' il livello dell'acqua com'è. Andiamo a controllare. Andiamo a verificare se queste piogge se hanno dato qualche esito positivo. E ora andiamo a fare la discesa di Budoia. Wow, bellissima la montagna oggi. Il Tico si è già buttato in discesa, dobbiamo andare a recuperarlo. Bello fresco! Allora andiamo ce n'è di acqua. Senti che fresco! Speriamo che non mi caschi la bici in acqua qua. Aspetta che la metto un po' più in là. Ecco. Notevole. Il Cristo non si vede. Ah no, eccolo lì il Cristo. Da tuffarsi.
Op. Apicoltura Gorgazzo, chiosco al bus delle As. È interessante. Che figata. Questo pezzo non l'ho mai fatto comunque. No, ancora salita. Basta. Mi vuoi far soffrire? Ah, si vede il castello di Polcenigo, guarda lassù. Dritti. Welcome to Polcenigo, uno dei borghi più belli d'Italia. Anzi, andiamo di qua. Andiamo di qua. Vabbè. Ed eccoci qua in piazza. Ragazzi, mi stavo dimenticando di farvi vedere il mezzo con cui sono venuto via oggi. Il mitico muletto anni 90 con la forcella rigida, freni V-brake cantilever Shimano STX. Vanno molto bene. Ruote scorrevoli. Qua abbiamo un Shimano sempre STX, 7 velocità con 3 volantine davanti, che devo dire che va da Dio. L'unica cosa è che si incastra un po' di sporcizia qua dentro negli ingranaggi, nella guarnitura, però per il resto è un'ottima bici per girare sui campi, farsi giri pianeggianti, perché scorre veramente bene. E via che si va a mangiare la pizza. E se magna. Bello fresco qui, ragazzi. La nostra montagna sempre stupenda, soprattutto a queste ore della giornata. Dopo l'ottima pizza di Polcenigo ci dirigiamo verso casa, sempre per le vie sterrate, che sono sempre le migliori, perché rilassano la mente e il corpo.
È che io mi confondo sempre con queste due strade qua. In realtà Fork It è qua sotto. Eccoci arrivati nel borgo di Roveredo. Ho avuto un gelatin? Dov'è Tico? Ah, è laggiù. Ho avuto il gelatin. Ci vuole. Dopo la pizza il gelatino è d'obbligo. Per sciogliere gli ingranaggi. E il paninazzo col gelato non poteva mancare. E allora a fine giro come siamo? Cotti. Siamo cotti, dice il Tico. Sazi e stracchi. E stracotti. Bene, dopo questa gitarella nella quale siamo partiti con la luce e siamo tornati con il buio, direi che possiamo tornare anche a casa, possiamo rientrare. Le luci le abbiamo accese in modo tale da rientrare in sicurezza, in modo tale da farci notare, e quindi insomma ci vediamo alla prossima avventura verso nuovi orizzonti. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.